Favoriti della campagna elettorale con quali propositi qui in Veneto? Innanzitutto di portare il Veneto al governo della nazione. Se i sondaggi saranno confermati, Fratelli d'Italia supererà il 30% nel Veneto e quindi sarà la prima forza politica e su questo noi sappiamo che significa un grande carico di responsabilità e Giorgia Meloni può dare certezze perché quello che lei dice poi realizza. Noi, con la guida del governo di centrodestra, realizzeremo finalmente l'autonomia regionale nel quadro della riforma anche presidenzialista dello Stato. Inoltre noi abbiamo affrontato i temi dell'energia che è l'emergenza nazionale e abbiamo chiesto a Draghi di realizzare un decreto urgente per fronteggiare la situazione compensando imprese e famiglie perché il nostro governo che nascerà sulla base del 25 settembre del voto dei veneti degli italiani entrerà in carica al più presto, seguendo il percorso costituzionale, ai primi di novembre. Possiamo aspettare, possono aspettare le famiglie e le imprese venete che noi arriviamo al governo della nazione? Nel frattempo ci sarà un terremoto. Bisogna mettere in campo intanto delle misure tampone per aiutare le aziende veramente, perché sono state stremate dai 2 anni di pandemia dove sono state aiutate meno delle aziende europee e poi si sono trovati adesso nel bel mezzo di questa tempesta perfetta che però era preannunciata, quindi si sarebbe potuto per esempio riaprire la possibilità di prendere il gas che noi abbiamo qui nell'Adriatico, cosa che invece continua a fare la Croazia, per cui bisogna, oltre alle misure tampone che bisogna mettere in campo assolutamente per aiutare le aziende e le famiglie a superare questi mesi, bisogna anche pensare ad una politica industriale ed energetica che risolve i problemi a medio e lungo termine. Però io so anche che noi abbiamo un leader, Giorgia Meloni, che non sta promettendo i mari e i monti, sta promettendo quello che noi possiamo mettere in campo, che è soprattutto un cambio di paradigma. Bisogna che lo Stato torni ad essere un amico del cittadino, sia che si parli della famiglia, sia che si parli delle imprese.